La scena è questa, tu con tua figlia, seduti da una parte al bar oppure mentre sei in strada che state discutendo, perché lei ha avuto un problema col marito, perché il marito la tradisce. In questo momento bello e buono arriva tutta lei al telefono, la scena perché è un film fatto, cerco di fare questo film senza avere le sponsorizzazioni, senza produzioni, come si fa un film senza soldi. Ecco qual è la storia quindi voi non pigliate un euro. Ma ti chiari amicizia lunga, come va? Non pigliano un euro nessuno, manco tu. Andiamo. Poi logicamente alla fine mi dai il bigliettino, mettiamo la tua pubblicità, è normale. Serve qualche attore? Al limite se porti un paio di caffè pagati dal proprietario, offerti dalla pizza. Pensi che non puoi bere allora? Offerti dal bar. Dio, pensi che non puoi bere allora? Bar, come si chiama questo bar? Qui? Gran Caffè. Eccolo qua, ti presento il titolare del bar Gran Caffè situato in di tutto. Corso Andando Rucci, 156. Come ti chiami? Enzo, Di cognome? abruzzese. È il titolare del bar. Ti ha dato l'autorizzazione di poter girare. Ci offre pure 2 o 3 caffè. Penso che non puoi bere allora. Non sei il tipo. Ok. Logicamente sei venuta, ti pigli la mano, cara. C'è un po' di. Non c'è niente che si Vabbè, ma non c'è niente che ti sto facendo così. Parla, non parlare in camera, parla con lei, non ridere. Azione, parlate di qualcosa. Prendi un caffè. Prendi un caffè. Un tè. No, sto. Aspetta Enzo, però pigli un caffè, tu che prendi un tè. È una battuta perché pigli un tè. E chi te lo fa? Me lo faccio da solo, tanto che ti sei. Motore partito, azione! Eccola, mamma, stronza, tu che te la fai con mio marito. Ma che stai dicendo? Tu, te me l'hanno detto, ti hanno visto l'altro ieri sera con mio marito, ma tu non stai bene con me. Tu sei una grandissima puttana, facci una tua vita, lascia stare la mia famiglia. Ma chi ti sta toccando? Sto, fermi lì, non ti muovo, no, così, come stai? Ma che stai dicendo? Che ti aggredisci, alla fine quando lui ti alza interviene. Che se non è vero, stai zitta, fammi incazzato, non c'è buono farmi incazzato. Zitta tu, fammi. Ascolta, no, lei, tu arrivi di là e lei è libero di farti i suoi. Hai capito che devi fare? Cioè io devo sedermi? Tu siediti qui. Questa? Un piccolo appuntamento. Quello che lei ti ha scoperto con un'altra e si incazza. Io? Devo Che cazzo? Ma l'avete letto il copione, sì o no, cazzo? Sì, ma. Sì, vabbè, non ricordavo. Però non. Ma io. No, ascolta. Vabbè, Sei un'attrice, sei un attore, no, non ci vuole niente, non lo devi dire. Fammi sta cortesia, siete 2 attori, bravi. Che vi siete tutti e 2 perché sono marito e moglie, o no? Aspetta, no, fermati una, ferma, stop, mi tengo. Nancy, sei pronta? sei incazzata, sì. Sì. Siamo pronti? Sì. Pronto? Motore partito, azione! Ciao, scusa per il ritardo. Ciao! Che è successo? Che ciao! Che è successo? Hai capito? Ah, ieri con chi sei stato? Sono stato a casa di mia mamma. Ah, io ho telefonato a tua mamma, non sei stato lì? Di qui ti rivoglio. Incazza. No, gliel'hai dato troppo forte, porco boia. Oh, Nancy, mo sei. Ma lo faccio No, le hai dato troppo Vabbè, forte. stai di sporcare, fai- Di lì incazzata. incazzata. Partiamo da qua? Aspetta una. Allora, io provo di capirmi che se no mi mandi un manicomio.
Da qui, ti sei alzata, molliata nera. Ah, da dove viene la signora, te la sei trovata? Cos'è una cittadina? Di dov'è che non la conosco, incazzata? Pronta? Fermo un attimo. Pronti? La mano su. A ognuno per i fatti suoi. Ok. Ok. Attenzione, motore partito. Azione! Siamo stronzi, io non sapevo tutto questo, cioè che tu eri sposato, sei un buffone, sei inutile, io ti spiegherò tutto se vieni con me, comunque te ne vai, è finita, capito? Ciao. Fermatevi lì voi, fermatevi lì! Tu dici, tu adesso devi dire, mamma mia che ho combinato, che dici scemo, che sono uno strunzo, sono qua, hai già perso tutte cose. Sempre con la mano su, motore partito, azione! Mamma mia, cazzo combinato. Sono proprio un fallito, uno struzzo proprio, mamma mia. Ci vediamo per un caffè? Certo. Ok? Così parliamo più con calma, dai. Ciao cara, ciao. Go! Sì. Perfetta! No, Signora, perfetta! Signora, grazie! No, figurati. Deve lasciare il nome e cognome alla signora per la riparazione. Vabbè, te la portiamo, sei sempre qua in questo bar. Sì, Come me la ti chiami? porti là. Rosanna Casigli. Ma dove comprai? Io sono informatrice farmaceutica. Non vuol dire niente. Cioè alla fine. Guarda, facci vedere pure a Cioè, noi. Insomma. Certamente, poi quando sarà fuori lo faremo. Va bene. Lo chiamo sul telefonino perché gli do l'ok per venerdì. Poi lo schiatto sul telefono, con tutti i soldi che prendi in questi film. Non so come... devo andare in rubrica Mary 2. Venerdì, tu e Biagio dovete venire a girare le scene, è l'unico giorno che ho. Venerdì, punto. Se vieni bene, se non vieni chiudiamo il film con questo, senza scena, te lo dico da mo'. Venerdì vieni, tu e Biagio e giriamo le scene, se non puoi venire mi dici non vengo e io chiudo il film perché poi non ho più tempo. Hai capito? Hai capito o no? In un locale, basta che io vada, glielo chiedo certamente con le certe maniere, mi hanno dato la disponibilità perché io oltre che a girare a Napoli ho girato a Roccamonfina, Ilano, Vairano Scalo, ho girato anche da quelle parti senza che mi conoscessero parlando, forse c'ho una parlantina un po' così, romagnola, forse vedendomi così, mi hanno dato molte disponibilità. Insomma. Gli attori? Gli attori te l'ho detto, ho tutti amici, ci conosciamo e quando mi viene un'idea di girare un film o qualcosa chiedo a Nancy Di Somma, a Carlo Minichini, a Patrizia Russo, Rita Cuccaro, Mary Fabricino, Davide Guida, cioè tutti quanti, Enzo. Ma questa disponibilità è più al nord o al sud? È più al sud, molto più al sud. Te lo so spiegare? Se l'ho mai chiesto un perché? Me lo sono chiesto e credo di avere, come diceva Marzullo, fatti una domanda e dati una risposta. Me lo sono chiesto perché qui al sud, qui a Napoli, hanno molto più calore, sono molto più se stessi, non fingono. Mi segui cosa voglio dire? Non fingono. Cioè mi devo fare una parte lui, ma abbiamo fatto una parte prima che mi dispiace, si è preso uno schiaffo reale da Nancy che mi dispiace perché è un amico. Però vedi, ecco Nancy non è che l'ha fatto apposta, ha avuto l'impeto di partire. È difficile prendere i soldi dagli sponsor, è difficile prendere i soldi da qualche parte, lo sai meglio di me pure tu Enzo. Eccoci qua. Ok, grazie, spero di ricontrarci presto. Sicuramente. Ciao. Ciao. Artù, da quando c'è il paese stavano poco pazziti. Di chi stai parlando, non c'è no? Un certo Nico, quello che soffo quando andava. Non c'è no, è che la mafia. Artù, ma ci dici capire che da sta lontana la figlia? Io vengo sopra a pensiero. Allora, guardate una cosa. Prima o poi tutti questi, di ricchezza, di benessere, ho famiglia.
Ma perché state facendo queste cose? Voglio dobbiamo essere pronti a tutte cose. E la prima cosa è la fiducia. La fiducia. Oggi no, non decide proprio. Io tengo una famiglia e siete voi. Sì, Artù, a te? È tutto a posto, ci stanno gli alti e bassi come tutti sto. Artù, ma come si fa a vivere questa vita? Oggi si vive, rimane non si sa. Ma che si mai chiama vita? Ci capisce che da gente lo sei buono, fra. Ci sta mai. O per scelta, o per forza, ma non potremmo mai uscire, sta mai. Ma ne hai mai pensato di fare una vita? Non sei buono che non ci faccio più. Ma che della vita non si può uscire più? Mica non sai, stanno solo due vie di uscire da qua. O sono i campani, o sono i cancelli. E basta. Stiamo girando a stamattina, ma qua non si capisce proprio niente, io non lo so. Non troviamo proprio non c'è più niente da fare, non lo so. Ma avrei come mamma faccia a rapire un bancone che spiego, qualcosa sa da fare, io non lo so, guardate qua. Capito, sempre il tarantello. Il tarantello, Sempre il coso, qui. vabbè, ma chi è Nicola? È che stava lì proprio a Isto, devo fare per Chiamalo il nome, Nicola! Dove sta? Puoi scendere un attimo? Ma scendiamo. Ciao Nicola, come stai? Bello. Che si dice? Tutto a posto. Che si dice, Nicola? Allora. Sempre stesse cose. Siamo usciti per lavoro, è andato tutto bene stamattina. Abbiamo fatto la fama, Nico. Nico, ma poi il biglietto. Ma tu hai pigliato sto biglietto? No, non va mai niente. Cioè, ci fa tutto così. Quindi l'intervista viene a fare o non la viene a fare? Come? Ok Nico, allora ci vediamo il giorno 20, il programma Le Difese di Napoli. Difese di Napoli. Ti raccomando. Nico, un bacio forte. È puntuale, va Ti bene? voglio bene. Ok. Non ci fai aspettare, vieni a orario. È una cosa importante.